Quando i napoletani cominciano a fare i nostalgici, a ricordare le cose antiche del passato, le cose di famiglia, quando cominciano ad ascoltare canzoni trapassate, i napoletani usano dire stai proprio a rapenno casciona, si è aperto casciona. Il cascione è quello che serba ai ricordi di famiglia, tutte le cose vecchie, ma quando una cosa è vecchia, veramente vecchia, ma proprio veramente vecchia, si ricorda proprio o cippa a furcella. E beh certo, o cippa a furcella è veramente la cosa più antica che abbiamo a Napoli. È questo gruppo di pietre che fa parte della cinta muraria dell'epoca greca, secondo-terzo secolo a.C., quindi minimo siamo davanti a pietre che hanno 2200-2300 anni. Le antiche mura greche emersero durante i lavori di risanamento a fine Ottocento e quando nel 1911 fu creato il Teatro Trianon, ancora oggi esso conserva sul palco, sulla destra, una grossa parte della murazione di quella che era probabilmente la porta Furcillensis, donde appunto Forcella. Se o cippa a Furcella è la cosa più antica, insomma, che noi possiamo citare come roba vecchia, vediamo un po' le cose che sono un po' più moderne. Sta cosa si ricorda i tempi dei Bourbon, e beh, quindi da metà del Settecento, grosso modo fino a metà dell'Ottocento. Oppure, mamma mia, sta cosa vecchia si ricorda i tempi dei Garibald. In questo caso, diciamo, mediamente si colloca a metà dell'Ottocento, ai tempi dell'Unità d'Italia. Oppure si usa dire sta cosa si ricorda nonna mia, è una cosa abbastanza vecchia, forse gli anni 20 del Novecento. Oppure ancora, ma no, pare che si ricorda o tre. Chissà perché, forse nel 1903 avvenne qualcosa di particolarmente significativo. Su cosa pare che ha fatta guerra. Ecco, insomma, ha fatta guerra, si è ridotto male e quindi è una cosa veramente antica. L'ultima guerra fu ovviamente Seconda Guerra Mondiale, quindi la sua ottantina d'anni almeno ce l'ha. Ma uno dei ricordi più antichi del popolo napoletano, per dire che una cosa è vecchia, sta cosa si ricorda i tempi di Pappagona. Ora, Pappagone è il personaggio creato da Peppino De Filippo, Scala Reale 1966. In realtà quindi sarebbe relativamente moderna, quello della carta d'Indirindà, ve lo ricorderete. In realtà però probabilmente il riferimento non è a Pappagone, che è relativamente recente, è invece una cosa molto più antica. Il riferimento è a una famiglia del 300, del 400 napoletano, che era la famiglia Pappacoda, una delle famiglie più potenti del Regno di Napoli, quello che crea la cappella Pappacoda. Allora ci chiarito. Se è una cosa relativamente moderna, si ricorda i tempi Pappagona, altrimenti si ricorda i tempi Pappacoda, il 400 aragonese. A Napoli ogni giorno c'è sta cosa fa e allora ho pensato di fare un libro, Napoli 365, che ogni mattina ti suggerisce dove andare, cosa celebrare e che cosa fare. Insomma, un libro da tenere in gabinetto e studiare, perché si sa, nessuno nasce imparato. A Cantata Villa.